Assunzione di medici laureati e abilitati ma non specializzati, chiuso anche il secondo bando regionale, quello per fronteggiare la carenza di camici bianchi nei reparti di medicina e geriatria negli ospedali veneti. Hanno aderito in 301, vanno ad aggiungersi ai 223 che avevano aderito all'analogo bando per il pronto soccorso, per un totale di 524 candidati ad entrare nel sistema sanitario ospedaliero del Veneto. Con una serie di iniziative rispondiamo ad una crisi grave, dice il presidente della regione Zaia, con una carenza di 56.000 medici in Italia e 1.300 in Veneto. Questi giovani sono medici veri e propri, prosegue il governatore. Non abbiamo assolutamente nulla, anzi, contro le specializzazioni, ma in questa fase emergenziale di grave carenza prima vengono le cure alla gente, poi tutto il resto. Non si deve dimenticare, conclude il governatore, che i medici laureati e abilitati non ancora specializzati possono già fare le guardie mediche per legge nazionale. I primi corsi di formazione per 50 di questi giovani medici inizieranno il 18 dicembre, aggiunge l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, una data scelta non a caso perché si è deciso di fare tutto con la massima serietà, aspettando il pronunciamento del TAR previsto per i primi di dicembre sul ricorso contro la regione presentato dai medici della NAO.